Dopo una notte in fuga, il 60enne che ieri mattina ha ucciso a colpi di pistola la giovane moglie che voleva lasciarlo si era rifugiato in un casolare e stava tentando di intrufolarsi nella sua abitazione. Linea dura della CGIL in tema di Green Pass, è una soluzione temporanea, bisogna arrivare all'obbligo vaccinale, dice il segretario veneto Ferrari, che annuncia per i prossimi giorni assemblee di sensibilizzazione nelle aziende. Rendere gratuita la 27 da Mogliano a Belluno, il governatore Zaia rilancia sulla liberalizzazione da autostrade, dice un bel segnale per un territorio che ha dato tanto. Dai politici alla gente comune, fine ai testimoni oculari di una giornata impossibile da dimenticare. Il Veneto ricorda l'11 settembre, a 20 anni dalla tragedia delle Torri Gemelle. L'attivista afghana scampata ai talebani si è riunita con la famiglia che da tempo vive a Venezia e racconta il dramma del suo popolo oppresso dai terroristi. Bagno di folla e sigillo della città per Gianmarco Tamberi, il campione medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo a Padova, per una iniziativa per avvicinare i ragazzi allo sport. Mostra del cinema, le battute finali, tra poco l'annuncio del Leone d'Oro che voci insistenti danno all'italiano Il buco di Michelangelo Frammartino. Tornano gli alpini in diretta su Antenna 3, domani sera dalle 20:30 ci collegheremo con il Duomo di Oderzo per il secondo evento programmato per i 100 anni della sezione di Treviso. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Apriamo dunque con la svolta dopo il femminicidio di ieri a Noventa Vicentina, a perdere la vita una donna di 30 anni freddata con diversi colpi di pistola nel parcheggio della ditta nella quale lavorava. In fuga per oltre 24 ore l'ex marito e ora l'uomo è stato arrestato dai carabinieri. È durata una trentina di ore la poderosa caccia all'uomo messa in atto dalle forze dell'ordine nei dintorni di Villaga del Basso Vicentino. Verso le 14 di oggi Pierangelo Pellizzari, 61 anni, è stato arrestato. L'uomo è accusato dell'omicidio della moglie Rita Amenze, 30 anni, di origini nigeriane, uccisa a colpi di pistola verso le 7 del mattino di ieri mentre si recava al lavoro nel parcheggio di un'azienda a Noventa Vicentina davanti ai colleghi. Da quel momento l'uomo si è reso irreperibile. Secondo le prime ricostruzioni, il 61enne disoccupato avrebbe esploso 3 colpi di pistola sul volto e alla schiena della donna, che con le braccia avrebbe tentato invano di ripararsi. Poi l'uomo avrebbe esploso un 4º colpo di pistola in aria per garantirsi la fuga e con molta calma avrebbe riposto la pistola sotto la giacca e sarebbe risalito in auto, una Jeep grigia, in direzione Quargente di Villaga, dove la coppia risiedeva. È partita poi così la caccia all'uomo, durata tutta la notte e questa mattina. Elicotteri, droni, cani molecolari, posti di blocco avevano isolato la zona. In mattinata i sommozzatori dei vigili del fuoco avevano anche cominciato a dragare un canale nei pressi della residenza della coppia, nell'ipotesi che l'uomo avesse deciso di togliersi la vita. Gli inquirenti avevano ricostruito anche gli ultimi spostamenti dell'uomo prima dell'omicidio, l'ultima segnalazione e le immagini di videosorveglianza di questo bar che attestavano la presenza di Pellizzari poco prima dell'omicidio mentre sorseggiava un caffè. La gelosia e l'incapacità di accettare la separazione dalla moglie sembra essere stata la causa del folle gesto. La donna, infatti, da poco tornata dalla Nigeria, dove aveva lasciato 3 figli, avrebbe annunciato l'intenzione di separarsi e per questo avrebbe cominciato ad alloggiare da un'amica. Una scelta impossibile da accettare per Pellizzari. L'uomo, che si era barricato in un casolare vicino alla sua abitazione, nel primo pomeriggio di oggi avrebbe tentato di ritornare in casa passando attraverso una finestra nel retro vicino al pollaio, ma i carabinieri lo hanno bloccato e condotto alla caserma di Via Muggia a Vicenza per interrogarlo. La soddisfazione del sindaco di Noventa Vicentina Mattia Veronese per la conclusione dell'operazione. Chiediamo veramente che ci siano leggi dure, pene certe per chi commette questi atti. E ovviamente come istituzioni dobbiamo lavorare affinché la cultura del rispetto verso la donna sia il più diffuso possibile. Soddisfazione espressa anche dal sindaco di Villaga, Eugenio Gonzato, che lancia poi un appello. Con l'arresto di Pellizzari si chiude un incubo per la nostra comunità, perché insomma pensare a un uomo che era in giro, poteva essere nei paraggi, armato e ricercato, non è certo una cosa che ti lascia tranquillo. Rimane anche la grande tristezza per quei bambini, per quelle bambine che sono rimaste in Africa, che
oltre ad aver perso la madre, hanno perso anche un sostegno economico, perché lei si occupava di loro sempre, ed hanno perso anche la speranza di essere ricongiunti alla madre e di passare gli anni della loro vita in un paese come l'Italia, che certamente avrebbe potuto dare prospettive di vita diversa. Ecco, credo che questa sia una grande amarezza, anche questa, e poi spero che la comunità e le comunità vicine ci pensino e si facciano carico in qualche modo per queste 3 bambine. Sarebbe un modo per rendere meno doloroso, meno drammatico, e per lasciare un ricordo alla fine di cose buone, positive, quello di aiutare, lanciare un fondo per poter aiutare quelle povere ragazze in maniera da dare loro una nuova speranza di vita. Parliamo adesso di Green Pass con la linea dura della CGIL, che ritiene la certificazione verde una soluzione temporanea per arrivare poi all'obbligo vaccinale. Così il segretario veneto Ferrari, che annuncia per i prossimi giorni delle assemblee di sensibilizzazione all'interno delle aziende. Vista la progressiva introduzione del Green Pass nei luoghi di lavoro, intendiamo anche ripartire insieme a CISL e UIL qui in Veneto, proprio nei prossimi giorni, con una nuova campagna di assemblee in tutti i luoghi di lavoro, proprio per sensibilizzare, per spingere le persone che non hanno ancora fatto. E vogliamo farlo anche con un'informazione semplice ed efficace dappertutto. Assemblee nelle aziende per dare una giusta informazione e avvicinare alla vaccinazione chi per paura non l'ha ancora fatta. Questo è l'impegno dei sindacati, mentre a livello politico si discute dell'estensione del Green Pass ai lavoratori del pubblico e privato. La posizione della CGIL è sempre stata a favore dei vaccini senza se e senza ma, dice Ferrari, che parla del certificato verde come di una soluzione parziale perché, spiega, non si può ridurre la campagna vaccinale solo all'interno dei contesti produttivi. Noi siamo per l'introduzione dell'obbligo vaccinale generalizzato per tutte e tutti. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, quindi con una legge che lo stabilisca, perché non ci convince un modo di portare avanti la campagna di immunizzazione frammentato, parziale, parcellizzato, come in qualche modo si sta facendo. Una legge che introduca l'obbligo vaccinale per tutti è l'obiettivo a cui secondo il sindacato si deve puntare, e nel caso vi siano dei provvedimenti per chi non dovesse rispettare la norma, la posizione della CGIL sarà la stessa assunta per il personale sanitario, per il quale l'obbligatorietà è già in vigore. E nel momento in cui si è tirata la riga e si sono accertate delle posizioni che non avevano rispettato quell'obbligo, abbiamo ovviamente rispettato la legge e preso atto purtroppo di una parte assolutamente minoritaria che non ha voluto, nonostante tutto, aderire alla campagna e che giustamente adesso è soggetta anche a delle sanzioni che sono previste per legge. Infrastrutture con il governatore Zaia che rilancia sulla liberalizzazione della A27. Sarebbe, dice, un bel segnale per un territorio che ha dato tanto. Spero che si possa anche pensare magari che Società Autostrade cominci a valutare anche l'idea della liberalizzazione della 27, che è una delle grandi sfide. Potrebbe essere un bel segnale di Società Autostrade per il territorio, che ha dato tanto a Società Autostrade. Rendere gratuita tutta la 27 da Mogliano a Belluno, in una parola liberalizzare. Il governatore del Veneto rilancia un appello più volte fatto negli ultimi anni e lo fa dopo aver appreso che Autostrade per l'Italia ha stanziato 1 miliardo per effettuare interventi nel nostro territorio. Mi auguro che siano finalizzati ai temi della sicurezza, in particolare di quella dei viadotti, spiega Zaia. Questa è manutenzione, ordinaria o straordinaria. Ma il numero 1 di Palazzo Balbi è chiaro, sto insistendo da tempo verso una direzione. Una direzione che ci permette comunque di fare tutto un ragionamento anche rispetto a una parte di territorio che necessariamente deve essere sgravata, o quantomeno, se ci sono risorse da investire, si investa per realizzare, diciamo, bretelle per raggiungere più velocemente i caselli autostradali e quindi mettere più in connessione col territorio questa infrastruttura che è nata nella notte dei tempi, e basti pensare a Treviso Nord, che finisce in mezzo
in mezzo alla campagna con nessun collegamento, anzi un collegamento l'abbiamo fatto noi come provincia sulla Pontebana. Un appello, quello sulla liberalizzazione, più volte rimandato al mittente delle autostrade a guida Benetton. Motivazione: le troppe perdite. Ora però lo scenario, con la transizione in corso dagli imprenditori trevigiani a Cassa Depositi e Prestiti, potrebbe cambiare. Questo potrebbe essere, come si può dire, un ritorno alla comunità, no? Io capisco che loro fanno impresa, non mi permetto di forzare, ma mi permetto di dire che comunque sarebbe un bel segnale. E il presidente Zaia interviene anche in questo anniversario, 20 anni dall'attacco terroristico alle Torri Gemelle l'11 settembre 2001, un anniversario che tutto il Veneto ricorda. Io allora ero consigliere di amministrazione di Save dell'aeroporto di Venezia e avevamo quel giorno consiglio di amministrazione. È arrivata la notizia dell'attentato, ancora non ben definita, e ricordo che la cosa più toccante è stata vedere il volo della Delta Airlines, che era decollato poche ore prima, tornare indietro, atterrare a Venezia, perché ricordo che in quel momento si chiusero anche tutti gli aeroporti, e vedere questo volo appena partito virare e tornare a Venezia. È stata una tragedia autentica, una vigliacca operazione da parte di questi terroristi. Purtroppo il germe c'è ancora in giro per il mondo e penso che sia fondamentale ricordare questi fatti per non dimenticare. Bisogna ricordare per non dimenticare. Non vorrei che qualcuno si fosse fatto l'idea che il problema non esista più. Celebrazioni per ricordare quel giorno in tutto il Veneto. Padova ha ricordato le vittime dei terroristi al memoriale dell'architetto Daniel Libeskind. Questo pezzo di trave arrugginita del World Trade Center, incastonata nel monumento sulle rive delle Porte Contarine di Padova, è un segno tangibile della memoria che a distanza di 20 anni non smette mai di ricordare uno dei giorni più tristi della storia contemporanea. L'11 settembre del 2001, in quei 102 minuti dal primo attacco aereo fino al crollo delle Twin Towers, il mondo cambiò e il terrorismo provocò oltre 2.900 vittime. In questo luogo di memoria e luce, realizzato dall'architetto Daniel Libeskind, Italia e Stati Uniti hanno reso omaggio ai connazionali morti. L'11 settembre ha cambiato per sempre le nostre vite, ma ci ha resi più uniti come popolo, ha spiegato Matthew Gomlak, comandante dell'esercito americano di stanza alla caserma Ederle di Vicenza. La città di Padova ricorda e ribadisce il legame con gli Stati Uniti d'America. Ha un significato importantissimo. Amicizia nei confronti degli Stati Uniti, ma non solo, ricordo tutte le vittime. Ricordo anche di quello che sta succedendo in questi giorni, perché veramente vediamo scene incredibili e strazianti. E c'è una vicinanza anche sotto tanti aspetti tra i caduti delle Torri Gemelle, quando si buttavano giù e gli afghani cercano di fuggire aggrappati ai carrelli, cioè veramente bisogna fare delle riflessioni, capire se veramente si può portare la democrazia in un paese con la guerra. A distanza di 20 anni il terrorismo fa ancora paura, gli occhi puntati sull'Afghanistan con i talebani tornati al potere, ma anche sul nostro paese e sui possibili obiettivi sensibili. Il pericolo terrorismo è un pericolo attuale. Ancora più attuale dopo poi quello che abbiamo visto succedere in Afghanistan. Il rischio zero non esiste, ma l'attenzione è altissima. E durante la commemorazione proprio a Padova sono arrivate le dure parole dell'assessore regionale Roberto Marcato su Afghanistan e terroristi. È davvero straordinario che noi abbiamo fatto 20 anni di presenza lasciando sul campo anche molte vite per combattere il terrorismo, per combattere situazioni drammatiche. Dopo 20 anni ci ritroviamo che noi qui continuiamo a combattere il terrorismo e a mettere in carcere i terroristi, e in Afghanistan i terroristi diventano ministri, quindi evidentemente qualcosa non ha funzionato. E io credo però che intanto ci sia anche un tema culturale. Noi abbiamo diritti e valori che non sono negoziabili, e questo dobbiamo ribadire non solo qui oggi, ma continuare a ribadirlo sempre, e soprattutto mai trattare con i terroristi. E
E quell'11 settembre di 20 anni fa a Washington c'era l'ex sindaco di Padova, Flavio Zanonato, che ricorda il dolore degli americani. Vedo il fumo, che ho anche fotografato, che sale da un lato di Washington. Era appunto il fumo dello schianto dell'aereo sul Pentagono. Saliamo nel pulmino, naturalmente annullato l'incontro alla Casa Bianca, e in qualche modo cerchiamo di raggiungere l'ambasciata italiana. Flavio Zanonato, ex sindaco di Padova, l'11 settembre del 2001 si trovava a Washington insieme ad una delegazione di consiglieri regionali per un incontro alla Casa Bianca sul federalismo americano. Ricorda perfettamente gli istanti in cui vide il fumo nero in cielo. Un aereo aveva appena colpito il Pentagono. Minuti concitati in cui le formazioni erano le più disparate fino alla notizia appresa mentre cercava di raggiungere l'ambasciata italiana. Mi ricordo con l'altoparlante del pullman che stava ricevendo un notiziario radio, viene detto una torre si è collassata, collasso. Ma è impossibile, come fa a collassare una torre, una delle Twin Tower? E poi anche l'altra collassa. Arriviamo all'ambasciata dopo 2 ore in un traffico impazzito, con poliziotti e poliziotte per la strada che piangevano, lacrime. Incredibile agli occhi di queste poliziotte. Il dolore della popolazione americana è ancora impresso nella memoria dell'ex ministro ed ex sindaco di Padova. Da Washington in pullman per raggiungere il Canada e per tentare il rientro in Italia, l'immagine di una New York sotto assedio. Da Washington per andare a Ottawa si passa nelle vicinanze di New York, c'era scritto New York chiusa. La strada non si poteva entrare a New York, la strada era chiusa, l'autostrada. Da qui la volontà di rendere omaggio alle vittime del World Trade Center, portando a Padova nel 2005, negli anni in cui era sindaco, il monumento Memoria e Luce che conserva un pezzo di lamiera delle Torri Gemelle. E poi ci sono i ricordi della gente comune, di chi quel giorno stava lavorando, stava guardando i cartoni, stava facendo shopping e poi all'improvviso sono arrivate le immagini dell'attacco alle Torri Gemelle e quelle che molti descrivono come le scene che sembravano scene tratte da un film, invece era la realtà. Io mi ricordo mio fratello che ha sempre avuto questo amore grande per New York. A un certo punto l'ho sentito urlare: ah, le mie torri, è tutto distrutto, è tutto vero. Sembrava un film. Perché sembrava un film. Sembrava un film, la primissima sensazione di tutti quando i contorni della tragedia si delineavano di minuto in minuto, facendo largo alla paura per il presente e all'incertezza per il futuro, al senso di smarrimento che ciascuno dei trevigiani che abbiamo sentito ci ha saputo descrivere a distanza di 20 anni. Ho sentito i vicini, ho guardato subito, bruttissima la cosa, lo ricordo una cosa bruttissima e basta. E a distanza di 20 anni cosa c'è rimasto? Ancora, ho visto le immagini giorni fa e mi impressiona ancora. Internet era andato in tilt, non si sapevano le notizie ancora frammentarie che si sentivano in giro. E qual era la sensazione? Un po' di estrema stranezza, un po' di panico perché essere in contatto col mondo non eravamo più abituati. Dovevo andare a prendere i bambini dalla scuola, pensavi al futuro delle generazioni, anche questo. Chi ci racconta del senso di isolamento tra le mura domestiche, quando anche i programmi per i bimbi subivano lo squarcio, la finestra sul tragico presente, su quella che per i più piccoli sarebbe diventata una pagina di storia. Io stavo guardando la TV con mio figlio di 3 anni, la TV per i bambini, che era pomeriggio da noi, e all'improvviso hanno interrotto tutto. Non sapevo più cosa fare. Mi sono addirittura messa a piangere. Lei aveva 6 anni nel 2001, cosa ricorda? Qual è il ricordo? Stavo guardando la televisione e a un certo punto il programma è stato interrotto proprio per mostrare le immagini atroci delle 2 torri che stavano precipitando e ricordo proprio questo vivido fermo immagine. Poco altro in realtà. Chi custodisce negli occhi e nel cuore le immagini di dolore e chi oggetti a suggello di quel cambiamento epocale. Non ero qui, io vivevo a Londra
e mi ricordo benissimo che in quel momento è entrata in negozio dove lavoro io una nostra cliente che era una giornalista internazionale e ha detto: ragazzi, è scoppiata una cosa incredibile, è successa proprio una cosa grandissima, questo stravolgerà il mondo. Me lo ricordo benissimo come fosse ieri, è stato un grande trauma per tutti. Io ricordo di essere stata in un negozio di abbigliamento, peraltro 2 giorni dopo aver fatto il test di ammissione all'università, e ricordo di questa signora che entrò dicendo: c'è stato un attentato, pare alle Torri Gemelle, pare una bomba. Poi chiaramente nessuno sapeva di cosa si potesse trattare, e comunque ho ancora i pantaloni che presi quel giorno, per me quelli sono dei pantaloni dell'11 settembre. Tanti ricordi, poi da quel giorno iniziò l'impegno militare americano in Afghanistan, che dopo 20 anni, lo sappiamo bene, si è concluso e ora ha il potere. Il potere è nelle mani dei talebani e c'è un'attivista afghana, 32enne, Zahra Ahmadi, che è proprio scampata ai talebani, si è riunita con la famiglia che da tempo vive a Venezia, ospite a Mestre al Festival della Politica, racconta il dramma del suo popolo oppresso dai terroristi. Occhi scuri, profondi, sguardo intenso e rivolto altrove a quasi 5.000 chilometri di distanza da lei, alla sua terra, l'Afghanistan. Zahra Ahmadi, 32 anni, scampata dai talebani da Kabul, riparte da qui. Il suo oggi è da Venezia. L'Afghanistan non deve essere dimenticato, questo è il compito che in qualità di donna, attivista e imprenditrice porterà avanti anche da qui. È Ahmed, il fratello chef di Venezia, a tradurre il suo emozionato ed emozionante messaggio. È quello che sto facendo, mantenere la voce di migliaia di persone, delle ragazze che stanno protestando in paese, o piuttosto milioni e milioni di donne che sono chiuse dentro casa come prigioniere, e quindi è il mio dovere di mantenere questa voce, essere una portavoce loro. Tra lo stop di 20 anni di missione militare internazionale in Afghanistan, con la caduta di 53 dei nostri soldati italiani e i 20 anni dall'attentato alle Twin Towers, al centro il sangue che continua a scorrere per mano dei terroristi, dice. Mi dispiace per loro e sono d'accordo che dopo 20 anni ancora non siamo riusciti a risolvere il problema del terrorismo, anzi forse adesso è ancora più vasta. Zahra, carattere forte e tenace, paladina di una luce di speranza per il futuro di tante vite ancora sospese. Finché siamo sotto i riflettori si parla, si dice, si promette, però appena i riflettori si spengono, poi si dimentica, e anche perché poi le società vanno in una velocità con varie fonti, e quindi sì, l'Afghanistan rischia di essere dimenticato. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità. Rieccoci in diretta. Bagno di folla e sigillo della città per Gianmarco Tamberi, il campione medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo, oggi a Padova per un'iniziativa per avvicinare i ragazzi allo sport. Aver condiviso con un amico quel momento è stato qualcosa di sensazionale. Tra l'altro dopo tantissimi anni, proprio quest'anno è cambiato il motto olimpico, che prima era più in alto, più forte, più veloce, quest'anno è diventato più in alto, più veloce, più forte insieme. Accolto allo stadio Colbacchini di Atletica a Padova come una star, l'oro olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi insieme al campione paralimpico di nuoto Francesco Bettella hanno ricevuto dal sindaco Sergio Giordani il sigillo della città. Serve sicuramente il vostro grande applauso per la consegna di questo sigillo che, come ha detto il sindaco, è il riconoscimento più alto della città di Padova. I due atleti, reduci dai successi di Tokyo che li hanno resi famosi, hanno partecipato ad un evento di ACS Veneto Sport nei quartieri, un'iniziativa per avvicinare i bambini e i giovani allo sport. Lo sport ti insegna tantissimo, ti insegna in primis bisogna affrontarlo con un'etica, sapere che le medaglie non sono la cosa più importante, prima di tutto bisogna divertirsi, farlo per se stessi, si impara a conoscere persone, si impara a capire che siamo tutti uguali, che non esistono persone diverse,
un mondo che ci mette alla pari e il mondo deve essere alla pari, e le medaglie vengono poi se si riesce a superare difficoltà, a fare tanti sacrifici per ottenerle. Non bisogna mai arrendersi nella vita, è un qualcosa che dicono tutti, io posso essere la testimonianza di questo. Io porto sempre la mia esperienza perché a me lo sport ha cambiato la vita, e quindi consiglio sempre ai ragazzi e ai bambini di svolgere un'attività sportiva, qualsiasi essa sia. E adesso andiamo alla Mostra del Cinema di Venezia. Mancano poche ore all'assegnazione del Leone d'Oro per questa chiusura della mostra numero 78, e le voci portano proprio il Leone d'Oro in Italia. Ci colleghiamo con il nostro Lorenzo Maier per le indiscrezioni e per capire qual è il clima al Lido di Venezia. Buonasera Lorenzo. Buonasera Francesca, buonasera a tutti i telespettatori. Sono momenti davvero febbrili, qui vicino al tappeto rosso stanno sfilando tutti gli invitati alla cerimonia di chiusura del festival, che partirà tra 5 minuti e che vedrà svelarsi tutti i riconoscimenti. Hanno già, attraversando il tappeto rosso, hanno già detto qualche battuta sia il direttore Alberto Barbera che Roberto Cicuto. Ovviamente non si sono sbottonati su chi ha vinto e chi avrà ottenuto i riconoscimenti, anche perché saranno i giurati a consegnare la busta a Serena Rossi, che insieme appunto alla giuria declamerà i vincitori e li inviterà sul palco. Per adesso c'è comunque un grande entusiasmo, una grande soddisfazione. L'unica delusione, ci ha detto poco fa Roberto Cicuto, è questo muro che per ragioni sanitarie ovvie e giuste ci separa ancora dal pubblico, ma speriamo che il prossimo anno non ci sia. Allora Lorenzo, io ho parlato di indiscrezioni che vedrebbero proprio il Leone d'Oro arrivare in Italia per il film italiano Il Buco, è così? Sì, questa è l'indiscrezione che già vi avevamo detto pranzo. Ovviamente non c'è certezza, anzi c'è anche un po' di tensione, perché tutti sperano di ricevere un premio. Ovviamente i premiati sanno esattamente il motivo, però nessuno si può sbottonare. Però credo che ci siano buone possibilità che il Leone d'Oro, 8 anni dopo Sacro Raggi di Gianfranco Rosi, possa tornare in Italia. Allora Lorenzo, ti lasciamo andare in modo per poterci collegare poi nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali e avere in tempo reale la consegna e il nome del vincitore di questo Leone d'Oro 2021 della Mostra del Cinema numero 78. Grazie a Lorenzo Maier, intanto torneremo a collegarci con te tra poco. Grazie Lorenzo, buon lavoro. Grazie Francesca, grazie a tutti voi. E tornano gli alpini in diretta su Antenna 3 domani sera a partire dalle 20:30. Infatti ci collegheremo con il Duomo di Oderzo per il secondo evento programmato per i 100 anni della sezione di Treviso, che si può fregiare di avere al suo interno 6 cori e un ottetto vocale che si esibiranno ognuno con 2 brani distintivi delle Penne Nere. Aprirà la serata il coro Ana di Oderzo con Nicola Iecca e Ortigara, mentre la chiuderà il coro alpini di Preganziol con Da Udin siamo partiti e Iosca la Rossa. E quella di domani sera sarà la prima di tutta una serie di dirette programmate da Antenna 3 per seguire gli eventi del centenario della sezione di Treviso, perché da sempre, ormai lo sapete, siamo la televisione degli alpini. Appuntamento dunque domani sera a partire dalle 20:30 su Antenna 3. Siamo in chiusura, vi lascio come sempre alle previsioni meteo. Grazie per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Sul nostro territorio tenderà ad affermarsi un promontorio anticiclonico di matrice mediterranea che manterrà condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Il dettaglio di domenica 12 settembre. Sul Veneto bel tempo, tanto sole, lo vediamo, il cielo si presenterà in prevalenza sereno ma con possibili foschie fino al primo mattino sulle zone di pianura. In montagna dal pomeriggio maggiori addensamenti ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 26 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento un po' su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà sgombro da nubi o al massimo velato.
Temperature minime tra 14 e 20 gradi, massime sui 27-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, bellissima giornata di sole con qualche addensamento pomeridiano, ma in genere senza piogge. Temperature minime sui 14-17 gradi, massime sui 29-30 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.